Benvenute e benvenuti, io sono Sabatina Napolitano. Come promesso, questa è una breve lezione sul sequenziamento, sulle tecniche di sequenziamento. Anche questo è materia di studio per i licei. Andiamo avanti. Quindi, come si sequenzia il genoma umano? Quali tecniche usiamo? Metodi per sequenziare il genoma. Tutti quanti ormai sappiamo che cosa vuol dire sequenziamento, mi faccio più vicina. Tutti quanti sappiamo che cosa vuol dire sequenziamento, quindi il sequenziamento è all'ordine del giorno in laboratorio, è una pratica piuttosto usata, oggi è tutto automatizzato. In questa lezione spiegheremo un po' il metodo Sanger, alcuni metodi della nuova generazione del sequenziamento, però un po' di storia del sequenziamento, ma oggi diamo per assodato che è tutto automatizzato. Il grande progetto del sequenziamento Human Genome Project che ha affrontato, sovvenzionato dal governo statunitense, che ha affrontato questo tipo di lavoro, di ricerca, ha dato dei grandi contributi per cui noi oggi possiamo confrontare non solo banche dati di grandi e complessi genomi, ma anche proteine, ma anche su ogni livello del genoma, anche sul trascrittoma, anche sulle proteine possiamo avere notizie e le banche dati tra l'altro sono fruibili online, quindi è veramente una tappa importante per la genetica e per la natura di quello che siamo. Quindi il sequenziamento del genoma è disporre in sequenza l'ordine dei nucleotidi che compongono il DNA. Il progetto Human Genome Project aveva l'obiettivo di sequenziare i geni del genoma umano, mapparli e identificarne la funzione. Il genoma umano è circa 3200 megabasi, di cui 48 megabasi è DNA codificante, quindi l'1,5%. 1152 megabasi, il 36%, è il cosiddetto gene-related DNA, ossia introni, UTR, pseudogeni, frammenti genici. Le restanti 2000 megabasi costituiscono il DNA intergenico, formato da sequenze ripetute intersperse chiamate line, SINE, LTR, trasposoni a DNA, sequenze ripetute in tandem, anche dette microsatelliti, il 3%, e una piccola percentuale di altri tipi. Tutto questo è veramente molto affascinante e molto interessante, però è necessaria una lezione a parte che probabilmente faremo. I geni umani sono circa 20-25.000, in media contengono 8 esoni, ognuno dei quali è lungo 170 coppie di basi. Il numero degli introni è in media 7, con una lunghezza media di 5.420 coppie di basi. Quindi è stato portato a termine il progetto Genoma Umano e il sequenziamento del genoma oggi, come ripeto, è utile in medicina a identificare e diagnosticare malattie ereditarie e sviluppare nuovi trattamenti, ma anche in farmacologia, è utile alla bioinformatica, anche a costruire modelli di proteine, avanzare ipotesi di proteine, avanzare ipotesi di farmaci. Insomma, il progetto è veramente fondamentale alla base delle biotecnologie. Ad oggi le tecniche usate per il sequenziamento sono il metodo della terminazione a catena di Sanger. Oggi è tutto automatizzato, ripeto, in laboratorio il sequenziamento è una pratica comune, veramente, è una pratica di routine. Si sequenzia in modo facile, è tutto automatizzato, quindi noi leggiamo le bande che dà il computer leggendo semplicemente una provetta, quindi è veramente tutto automatizzato, ma parliamo un po' della storia. Il metodo Sanger si basa, anche per capire come funziona, com'è che è nata questa intuizione di sequenziare l'intero genoma umano. Il metodo Sanger si basa sull'utilizzo di nucleotidi che si dicono dideossitrifosfato.
quindi nucleotidi di deossidi di fosfato, che interrompono la reazione di sintesi in posizioni specifiche lungo la sequenza di DNA. Con questo metodo sequenziamo frammenti fino a 1000 basi con una corsa in parallelo fino a 384 reazioni contemporaneamente. Il metodo Sanger è anche detto metodo enzimatico, è un metodo molto conosciuto, molto usato. Si utilizzano nucleotidi modificati per rompere la reazione di sintesi in posizioni specifiche. I nucleotidi presentano lo zucchero deossiribosio privo del gruppo ossidilico in posizione 3. Anche in questa fase io ai ragazzi ci tengo molto che capiscano perché il DNA si dice 3', 5', 5', 3', faccio fare loro dei disegnini, insieme ci esercitiamo, proprio anche sulla struttura del DNA, ecco appunto perché è facile intuire quindi com'è che si intercalano questi dideossiribonucleotidi all'interno della reazione di allungamento. I dideossiribonucleotidi, i dideossinucleotidi o DDNTP sono deossiribonucleotidi sintetici che presentano lo zucchero desossiribosio privo del gruppo ossidilico in posizione 3'. Questo i ragazzi a cui ho insegnato questa cosa lo possono capire bene. Col metodo Sanger abbiamo bisogno di DNA singolo filamento, di un primer, del primer per iniziare la reazione di polimerizzazione, di una DNA polimerasi, di deossinucleotidi e di deossinucleotidi per terminare la reazione di polimerizzazione. I dideossinucleotidi o il primer devono essere marcati radioattivamente o per fluorescenza, in modo da poter visualizzare le bande dei frammenti di DNA neosintetizzato dopo aver effettuato l'elettroforesi, un'altra pratica molto comune in laboratorio. Dividiamo il campione di DNA da sequenziare in 4 reazioni separate, ognuna con una DNA polimerasi, e tutti e 4 aggiungiamo tutti e 4 i deossiribonucleotidi, quindi di ATP, di CTP, di GTP, di TTP. Ad ogni reazione viene poi aggiunto uno solo dei 4 nucleotidi di deossi, DD-ATP, DD-CTP, DD-GTP, DD-TTP, in quantità stechiometricamente inferiore. L'incorporazione di un dideossinucleotide lungo il filamento di DNA in estensione ne causa la terminazione prima del raggiungimento della fine della sequenza del DNA stampo. Questo dà origine ad una serie di frammenti di DNA di lunghezza diversa, interrotti in corrispondenza dell'incorporazione del dideossinucleotide, che avviene causalmente quando esso è utilizzato dalla polimerasi in luogo di un nucleotide deossio. Questo è chiaro. Concretamente, corriamo i frammenti ottenuti su gel di poliacrilamide urea che permette la separazione dei vari frammenti con una risoluzione di un nucleotide. Ognuna delle 4 reazioni è corsa sui pozzetti vicini. Visualizziamo le bande con lastra autografica o sotto luce UV e leggiamo le sequenze direttamente sulla lastra o sul gel, a seconda del tipo di marcatura dei nucleotidi di deossi. Anziché effettuare 4 reazioni distinte per ogni nucleotide modificato, possiamo fare una sola reazione utilizzando i 4 di deossi marcati fluorescentemente in modo diverso tra loro e utilizzando lettori ottici appropriati. In questo modo ogni filamento di DNA emetterà una luce di colore diverso in base al nucleotide col quale terminerà. Nei primi anni 2000 si è cominciato ad utilizzare delle tecniche, cominciate ad utilizzare nuove tecniche chiamate Next Generation Sequencing. Per Next Generation Sequencing o sequenziamento in parallelo o metodo da estensione si raggruppano una serie di tecniche per il sequenziamento di grandi genomi in un tempo ristretti. Quindi ne conosciamo varie tra queste tecniche: Illumina, Life Technologies, Qiagen, sono tutti ovviamente kit basati. Il Qiagen è un sequenziamento basato su fluorescenza dismesso,
Sono tutte pratiche e tecniche della Next Generation Sequencing. Andiamo avanti. Ok, queste tecniche permettono di sequenziare DNA genomico, cioè l'intero genoma, esoma, geni mirati, ampliconi, trascrittoma, epigenoma, quindi veramente importanti anche queste. Per il pirosequenziamento invece cosa facciamo da protocollo? Incubiamo la sequenza da analizzare a singola elica insieme a primers adeguati, DNTP, adenosinsolfosfato, luciferina, enzimi quali DNA polimerasi, ATP solforirasi, luciferasi, apirasi. Alla reazione viene aggiunto un solo tipo di DNTP alla volta. Per ogni tipo di DNTP possiamo avere una non complementarietà al temperato presso la prima posizione, che fa seguito al primer e quindi l'allungamento non avviene e il nucleotide mismatching viene degradato dalla pirasi. Nel caso di complementarietà, invece, la DNA polimerasi catalizza l'aggiunta del DNTP con liberazione allo stesso tempo del pirofosfato inorganico, il PPE, pirofosfato inorganico. Il pirofosfato inorganico così prodotto viene quindi rivelato da un'apposita camera fotosensibile mediante la produzione di un segnale luminoso. La solfolirasi catalizza la trasformazione del pirofosfato inorganico in ossiluciferina ad opera della luciferasi. Il segnale luminoso così generato viene rilevato e registrato in un apposito pirogramma. L'enzima pirasi, già nominato, degrada l'eccesso di DNTP che non è stato incorporato e l'accesso di ATP prodotto dalla solforirasi. Solo quando l'eccesso è stato eliminato completamente si può aggiungere un secondo DNTP per far progredire la reazione di polimerizzazione. Si aggiungono ciclicamente, quindi, tutti e quattro i DNTP fino al completamento della sequenza. Dall'analisi del pirogramma si risale alla sequenza completa. Poi anche qui si fa ancora riferimento al metodo Solexa Illumina, per cui ritorniamo poi al rapporto col pirosequenziamento e con metodo Sanger. I frammenti sequenziabili con questo metodo sono lunghi circa 200 basi contro le 400 delle nuove versioni del 454 basi che noi possiamo sequenziare col pirosequenziamento e circa 1000-1500 col metodo Sanger. Quindi c'è un accenno al metodo SOLID, che è un metodo accurato di sequenziamento che sequenzia frammenti di 30-35 basi. Spesso infatti non è utilizzato per sequenziare genomi, ma per studi come i polimorfismi a singolo nucleotide, SNP, molto anche questi importanti. Il sequenziamento di un genoma, questo lo sa, ecco. Il sequenziamento di un genoma richiede in generale questi passaggi. Allora, questa parte l'ho ripetuta perché per me è fondamentale. L'allestimento di una libreria genomica, ovvero una collezione di organismi che contengano un frammento del genoma da studiare. Nel 2005 erano molto diffuse le librerie di Bach, in cui ogni batterio viene inserito un grande inserto di DNA da sequenziare, detto appunto Bacterial Artificial Chromosome.
A tutt'oggi sono diffuse le librerie di YAC, Yeast Artificial Chromosome, cioè un cromosoma artificiale di lievito, che è un organismo eucariote. Questo è molto importante, infatti si studiano bene sia BAC che YAC. La produzione di una mappa fisica che permetta di capire ciascun clone della libreria BAC a che porzione di genoma corrisponde. Quindi è importante costruire librerie genomiche. Il sequenziamento di cloni con una strategia shotgun, ovvero sequenziamento di subporzioni dell'inserto del BAC che poi vengono assemblate, è necessario in quanto le attuali tecnologie non permettono di sequenziare più di 1000-1400 basi per volta, assemblaggio delle sequenze di BAC e finishing, ovvero chiusura di eventuali buchi rimasti. Quindi questa è l'importanza dell'utilizzo di queste librerie genomiche. Il DNA può essere sequenziato rapidamente. Si usano computer potenti per le sequenze di decine di migliaia di geni e genomi completi. Il sequenziamento di larga scala del DNA è reso possibile quindi dalla metà degli anni 70 col metodo dei dideossi, basato sulla sintesi in vitro di DNA, eseguita con dideossi ribonucleosidi trifosfati che terminano la catena. Il DNA purificato è sintetizzato in vitro in una miscela che contiene molecole a singolo filamento di DNA da sequenziare. Aggiungiamo la DNA polimerasi, un breve primer di DNA che permette alla polimerasi di iniziare la sintesi di DNA e i 4 deossiribonucleosidi trifosfati. Questo è chiaro e l'abbiamo ripetuto bene. Se è presente anche un dideossiribonucleotide analogo di uno di questi nucleotidi, nella miscela dei nucleotidi può venire incorporato in una catena di crescita di DNA. Poiché questa catena ora è priva del gruppo 3OH, del gruppo ossidile in posizione 3, l'aggiunta del nucleotide successivo è bloccata e la catena di DNA termina in quel punto. Questa miscela di reazioni produrrà alla fine una serie di DNA di lunghezze diverse complementare al DNA stampo che viene sequenziato. Per determinare la sequenza completa di un frammento di DNA, il DNA a doppio filamento è separato nei suoi filamenti singoli e uno dei filamenti viene usato come stampo per il sequenziamento. Questo è chiaro, l'abbiamo detto proprio all'inizio. I frammenti di nuova sintesi sono rivelati da una marcatura che è incorporata o nel primer o in uno dei deossiribonucleosidi trifosfati, usati per stendere la catena di DNA. Il sequenziamento del DNA è oggi completamente automatizzato, quindi queste sono le conclusioni che traggo. Dispositivi robotici mescolano i reagenti e quindi li caricano, corrono e leggono l'ordine dei nucleotidi nel gel. Ciò è facilitato dall'uso di nucleotidi che terminano la catena, ciascuno marcato con un colorante fluorescente di diverso colore. In questo caso tutte e 4 le reazioni di sintesi possono essere eseguite nella stessa provetta e i prodotti possono essere separati in una singola corsia di gel. Un rilevatore posizionato vicino al fondo del gel legge e registra il colore della marcatura fluorescente in ciascuna banda che passa attraverso un raggio laser. Alcuni sistemi moderni fanno completamente a meno del gel tradizionale e separano gli acidi nucleici mediante elettroforesi capillare, un metodo che facilita l'automazione rapida. Oggi, siccome il sequenziamento del DNA è diventato un metodo rapido e affidabile, lo usiamo anche per determinare le sequenze degli amminoacidi nella maggior parte delle proteine, ciò che vi dicevo anche all'inizio. Per determinare all'interno della sequenza di un intero genoma quali geni codificano per proteine, si usano i quadri di lettura aperti, anche questo è molto molto affascinante e molto importante, Open Reading Frames, ORF, come nel caso dei batteri che sono privi di introni. In molti organismi multicellulari, compreso l'uomo, l'esone medio è lungo soltanto 150 nucleotidi. Allora cerchiamo la presenza di un gene con sequenze che segnano un confine introne-esone,
o particolari regioni regolatrici a monte. Possiamo anche caratterizzare delle sequenze nucleotidiche di mRNA rilevabili usando i cDNA corrispondenti. Gli mRNA e i cDNA prodotti da essi sono privi di introni, di sequenze di DNA regolatrici e del DNA spaziatore non essenziale che si trova tra i geni. Il confronto delle sequenze genomiche di organismi diversi ci permette di tracciare le relazioni evolutive tra geni e organismi e si è dimostrato prezioso per scoprire nuovi geni e predirne la funzione. Nel loro insieme queste tecniche di analisi e manipolazione del DNA hanno reso possibile identificare, isolare e sequenziare geni da qualunque organismo di interesse. Le tecnologie correlate permettono ai ricercatori di produrre proteine corrispondenti a questi geni nelle grandi quantità necessarie per l'analisi dettagliata della loro struttura e funzione, oltre che per scopi medici. Ho dimenticato le fonti. Le fonti sono Wikipedia, sono l'Alberts, sono i libri che ho utilizzato in questi anni, anche se adesso mi sto aggiornando soprattutto con i siti, con le learning dei miei professori, con le learning di altri professori, perché chi insegna biotecnologie si deve aggiornare, va fatto un aggiornamento veramente di mese in mese, leggendo i papers, leggendo le nuove scoperte, perché la biotecnologia muta, è dinamica. Quindi ho dimenticato le fonti, ma sono queste. Vi ringrazio. Prossimamente parleremo delle lezioni più concretamente e delle prove pratiche. Grazie.